bentrovati a Edicola Friuli, ultima puntata dell'anno prima della pausa natalizia. Oggi, insieme a Tiziano Campigotto, che è la regia della trasmissione, andremo in piazza San Giacomo per una puntata un po' natalizia e ovviamente a conoscere l'edicolante che gestisce il punto vendita nel cuore del centro storico di Udine. Prima di partire però vediamo insieme di che cosa si occupa questa settimana il Friuli. Allora, parliamo di appalti. Il titolo è Facciamoci gli appalti nostri. Siluro in arrivo da Roma. La regione lancia l'allarme. Con l'albo nazionale a gennaio rischio di blocco delle gare, dei lavori e impennate dei costi. Approfondimenti anche dedicati a un evento che ha sicuramente segnato in maniera molto profonda la città di Udine. Si parla della strage dell'antivigilia di Natale, il 23 dicembre 1998. 3 poliziotti rimasero uccisi nello scoppio di una bomba in Viale Ungheria, e questo anniversario viene ricordato anche come appunto l'evento che infranse l'illusione di Udine città isola felice. E poi, con un po' di ironia, un pizzico di ironia, caro Babbo Natale, per l'udinese le feste devono portare una grossa sorpresa, altrimenti sono guai e anche seri. Sappiamo insomma che i bianconeri si devono impegnare. Allora andiamo a vedere invece i nodi salienti dell'inchiesta curata da Alessandro Di Giusto. Roma blocca i nostri cantieri. Cosa succede? Presto sarà operativo il nuovo soggetto al quale dovranno rivolgersi i comuni per nominare i commissari giudicatori sugli appalti, ovvero l'albo nazionale. Investimenti al palo e spese alle stelle. Sulla vicenda, su questa novità, abbiamo sentito anche l'assessore regionale Pizzimenti, che dice: siamo pronti a riscrivere la normativa sulle gare, e questa appunto è la contromisura. Nelle pagine successive invece si parla della trappola del digitale. Artigiani sotto scacco. Doveva semplificare le procedure e renderle più trasparenti, invece gli sportelli virtuali per gli appalti penalizzano le piccole imprese, vera e propria risorsa per il territorio. E qui abbiamo sentito l'opposizione. Dice: prima le friulane, le piccole e medie imprese locali vanno agevolate. Il patto Trento e Bolzano lo stanno già facendo, parola degli consiglieri regionali Bidoli e Morettuzzo. Vi ho detto che all'interno di questo numero si ricorda uno dei eventi recenti più tragici e diciamo importanti che hanno segnato la città di Udine: lo scoppio che frantumò l'illusione. Valentina Viviani ricostruisce cosa è accaduto alle 5:45 del 23 dicembre 1998. Su Udine comincia un'alba livida, fredda, come tipico dell'ultimo mese dell'anno. È ancora buio, le strade sono illuminate dai lampioni e anche, dato il periodo, dalle luminarie natalizie che addobbano le vie della città. Da un negozio di telefonia alla fine di Viale Ungheria esce del fumo scuro, è quello che fa scattare l'allarme e attira l'attenzione di un passante che chiama la polizia. E poi cosa succede? Questo ordigno esplode mentre 3 poliziotti si stanno avvicinando, e i 3 poliziotti sono questi che vedete nelle immagini con la divisa, e quindi abbiamo Adriano Ruttar, Paolo Cragnolino e Giuseppe Guido Zanier, che sono le vittime. E ancora non c'è giustizia. In 20 anni molte indagini hanno portato alla luce infiltrazioni criminali in Friuli Venezia Giulia, però una vera e propria soluzione del giallo non c'è mai stata. La verità processuale parla infatti di associazione a delinquere e non contempla l'aggravante di strage. Proseguiamo la lettura del nostro settimanale e all'interno di questo numero c'è anche l'inserto Family Salute. Allora, ci sono moltissime pagine interessanti, però da golosa e visto il periodo non potevo esimermi da mostrarvi questa: panettone contro pandoro. In entrambi i casi meglio scegliere la ricetta classica e non le versioni farcite, che sono delle vere e proprie bombe caloriche. Però insomma, voglio dire, a Natale delle calorie forse anche possiamo un po' infischiarcene, ci pensiamo dopo. Il prossimo Family Salute probabilmente sarà dedicato a come rimettersi in forma. Pagina invece degli spettacoli: ritmi sudamericani di casa nostra. 2 compilation e una graphic novel per un fenomeno transnazionale. Di che parliamo? Istituto Italiano di Cumbia, il progetto nato a Pordenone grazie all'etichetta La Tempesta, per rendere popolare anche in Italia in forma contemporanea un ritmo tradizionale diffuso nei paesi latini, e qui Andrea Ioime ci svela il tutto. E poi anche l'interessante contributo legato
dedicato a un libro, cover story, firme regionali per le copertine più famose. Torno indietro solo per un ultimo consiglio, visto che siamo insomma agli ultimi giorni per fare i regali, acquistare regali, lo shopping natalizio insomma è un po' agli sgoccioli. Ecco qui un'idea che è sempreverde, una bella pagina, doppia pagina curata da Valentina Viviani. In librerie vince il chilometro zero, si tratta di autori friulani o di opere ambientate in Friuli. Avete un po' una vasta scelta per magari dare uno spunto, insomma un regalo natalizio a qualcuno cui tenete. All'interno del numero in edicola anche il palinsesto, naturalmente con gli appuntamenti natalizi, il palinsesto di Telefriuli con le trasmissioni e la programmazione del periodo natalizio e tutti gli appuntamenti legati al periodo. In allegato potete richiedere al vostro edicolante anche l'agenda del Friuli, l'agenda 2019 dedicata a Mauro Corona, che potrete acquistare con un piccolo contributo. Adesso però noi ci mettiamo in marcia e andiamo in centro a Udine a respirare un po' di atmosfera natalizia. Eccoci qui, siamo in centro, accanto a me Rachele Plazzotta, che con l'aiuto della mamma gestisce l'edicola nel cuore del salotto, insomma, udinese, Piazza San Giacomo. 10 anni fa circa avete cominciato l'attività? 10 anni fa, sì. E come mai? Tu eri giovanissima, hai scelto questa diciamo attività imprenditoriale? Perché mia mamma ha deciso che voleva venire a vivere a Udine a prendere l'edicola e abbiamo deciso così e va bene. Siamo qua. Sono tanti in realtà gli edicolanti giovani e quindi insomma il mestiere che sembra anche attraversato dei momenti sicuramente magari non felici, però piace ai giovani e ne abbiamo trovati veramente molti di ragazzi che si impegnano. Sì, a me piace, come lavoro mi piace molto. Ogni tanto ci sono dei periodi un po' difficili effettivamente perché così non leggono molto i giovani purtroppo. I giovani, per fortuna c'è però lo zoccolo duro, magari invecchiando diciamo dopo si comincia ad apprezzare la bellezza della lettura e anche del tenersi informato anche sul territorio. Questa edicola è in una posizione privilegiata perché è nel cuore del centro storico e c'è anche un giro di clientela immagino diversificato. Sì, ci sono, giovani ce ne sono, ci sono tanti bambini, ci sono persone anziane, sì. I bambini però sono ottimi clienti. Sì, i bambini sì. sì, abbiamo un sacco di giocattoli per loro. Sì. E pubblicazioni dedicate che insomma non fanno mai male. Allora, Rachele invece facciamo un augurio per il nuovo anno ai telespettatori e ai lettori del Friuli e ai vostri clienti naturalmente. Sì, beh, noi vi aspettiamo qua, siamo sempre in piazza e auguro a tutti un buon Natale e un anno nuovo migliore di quello passato forse. Beh, questo è l'augurio ovviamente giusto e che ci facciamo tutti. Voi siete aperti anche ogni domenica, giusto? Sì, ogni domenica mattina fino alle 13. È periodo natalizio e naturalmente in Piazza San Giacomo ci sono le bancarelle e questa bancarella viene direttamente da Bologna. Però sei ormai un conoscitore della realtà udinese. Un conoscitore, ormai sono 10 anni che faccio il mercatino di Natale qua a Udine, iniziai ancora quando eravamo in Piazza Duomo e adesso invece siamo qua nella magnifica location di Piazza San Giacomo. Come sta andando? Come vivono il Natale secondo te i friulani? Li vedi carichi o un po' così? Allora, i friulani li vedo bene carichi, la location è molto bella, quest'anno veramente hanno fatto una location bellissima con gli alberini di Natale, così, quindi il posto è veramente bello, ricorda un po' i mercatini dell'Austria. In generale il Natale viene sempre sentito sempre meno, ma questo penso che sia una cosa generalizzata di tutte le persone, ecco. Un tuo augurio invece ai nostri telespettatori e lettori? Allora, telespettatori, un augurio dallo chef che quest'anno in collaborazione con la Lega Friulana per il Cuore ho scritto anche un libro e quindi come lo cucino e lo auguro come bellissimo regalo per tutti quanti e poi un buon piatto di tortellini caldo e un buon Natale per tutti. Anche voi in giro per fare acquisti? Certamente. No, per conto mio no, acquisti già fatti. No? Quindi si è presa per te. Tempo, sì. Sentite, mi fate un augurio ai telespettatori e ai lettori del settimanale Il Friuli. Di tutto cuore, auguri, un buon Natale, sereno soprattutto, in salute. Mi associo completamente. Auguro sinceramente buone feste a tutte le persone alle quali voglio bene e spero che il mondo migliori perché si sentono sempre tante brutte notizie, però c'è tanta bella gioventù e brava gioventù.
Signor Elvio, lei è un po' un'istituzione perché ogni Natale la troviamo più o meno Sì, qua. sì. Da dove viene? Da Cloud, E lei lavora al legno. sì. Come fa? Beh, faccio cucchiai, sesole, mestoli per la polenta. Tutte cose che però sono dei sempreverdi, no? Vanno sempre. Sì, sì. La roba fatta a mano va sempre. Come si trova qui nel mercatino? Ormai appunto dicevo siete un'istituzione. Ah, mi trovo bene, non è neanche freddo qui a Udine. Sì, 2-3 gradi così. Beh, perché lei è abituato a temperature più, Sì, sì. più rigide. Senta, ci fa un augurio ai nostri telespettatori e lettori? Beh, buon Natale a tutti e buon anno. Come sta andando il Natale nelle bancarelle qui? Quest'anno direi come afflusso di gente e come guadagni direi che sta andando meglio, soprattutto durante i giorni della settimana. Durante la settimana l'anno scorso c'era meno gente, quest'anno direi che c'è un afflusso maggiore, quindi anche maggiori vendite, quindi dai, abbastanza bene, non ci si può lamentare. Mi hanno detto insomma che è andata bene, anche la disposizione molto ordinata. È piaciuta a voi espositori? Sì, è più viva, c'è un po' più di movimento, un po' più illuminata, quindi anche questo attira la gente, perché alla fine i mercatini sono fatti per attirare la gente, far girare un po' le vendite e via così. Allora, senti, ultima domanda, un augurio ai nostri telespettatori, ai tuoi cari, a chi vuoi? A tutti i telespettatori di Telefriuli e ai vostri familiari buon Natale, buone feste. Edicola Friuli finisce qui, io vi auguro naturalmente buon Natale, buon inizio anno nuovo, noi ci vedremo nel 2019 con le nuove puntate dell'edicola e nuove tappe in giro per il Friuli. Naturalmente nel frattempo vi invito a scriverci se volete partecipare, volete che le telecamere di Telefriuli vengano a trovarvi, basta mandare una mail a marta.rizzi@ilfriuli.it o contattare la redazione di Telefriuli. Auguri a tutti naturalmente e Rachele, salutiamo insieme? Sì, vi saluto anch'io e vi auguro buon Natale. Ciao, alla prossima!